come la concezione limitante di confine come barriera, come appunto, delimitazione, no, esclusiva, monolitica, in qualche modo riduca la complessità invece di queste zone che devono essere concepite come una frontiera da attraversare in maniera consapevole, che deve essere mantenuta aperta. Qui altrove, Migrazioni d'oggi in Friuli è un podcast del Museo Etnografico del Friuli, della rete dei civici musei di Udine. In ogni puntata racconteremo insieme ad esperti, professionisti e testimoni storie di migrazioni che hanno coinvolto e coinvolgono ancora oggi il Friuli Venezia Giulia. Sarà un viaggio tra vite, storie e voci di chi parte e chi arriva, ma anche di chi queste ha deciso di ascoltarle e di renderle note, e di chi ancora oggi le mantiene vive, affinché non vengano dimenticate. Io sono Rachele e oggi parleremo di confini e i luoghi di frontiera con l'antropologa Giustina Selbelli. Buongiorno a tutti, è con grande piacere che introduco l'ospite di oggi, Giustina Selvelli, antropologa, attualmente è ricercatrice presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Lubiana. I suoi temi di ricerca riguardano la diaspora, i confini, la diversità culturale e le minoranze etnolinguistiche. È autrice del libro Capire il confine, Gorizia Nova Gorizia, lo sguardo di un'antropologa indaga la frontiera, pubblicato da Bottega Errante Editore nel 2024. È un libro che consiglio, sicuramente, a tutti di leggere poiché è illuminante, permette insomma di ragionare e affrontare un po' anche questa tematica del confine. Buongiorno Giustina e grazie per essere qui con noi. Volevo partire chiedendole un po' quali sono state le motivazioni che l'hanno portata, diciamo, a scrivere questo libro, a voler affrontare questa tematica. Sì, devo dire che dopo molti anni trascorsi all'estero, circa una dozzina di anni in cui appunto mi sono trovata ad abitare in paesi lontani come il Canada, ma un poco più vicini magari come la Serbia, l'Austria e altri paesi come la Bulgaria, la Turchia, la Grecia, mi sono resa conto di aver in qualche modo vissuto in maniera parallela, diciamo, le stesse tematiche che riguardavano la mia zona appunto di, origine insomma, di partenza, ovvero il confine fra Gorizia e Nova Gorizia, altrove, quindi trasposte diciamo ad un altro livello, che mi sono diventate per questo forse più facilmente così, concepibili e anche tangibili in un certo senso, nelle sue dinamiche, le loro problematiche. E quindi dopo questo periodo all'estero ho avuto il bisogno in qualche modo di riavvicinarmi con un altro sguardo a questi territori, cercando di analizzarli appunto con una lucidità e una un senso anche di comparazione, insomma, diverso, perché in un certo senso le stesse dinamiche, universali di questo confine le ho vissute anche altrove, le ho notate sia come antropologa, quindi ricercando sempre la diversità culturale, diciamo la convivenza interetnica oppure le problematiche, ecco, delle zone dei territori complessi, ma anche dal punto di vista del potenziale del confine, vissuto proprio nelle mie esperienze tangibili, concrete, conoscendo le persone di questi luoghi, ecco. E quindi devo ammettere sì che, come dire, ho fatto un ritorno in questi territori che era inconcepibile fino a molto prima, un po' di tempo prima, perché avevo bisogno di approcciarli in un modo diverso, di dare anche un mio contributo alla loro analisi. E quindi è sorta questa esigenza e anche con la fortunata coincidenza, insomma, della mia precedente collaborazione con la casa editrice Bottega Errante, appunto, per la quale avevo già collaborato attraverso il volume Capire i Balcani occidentali, mi è stato chiesto proprio di approfondire le tematiche del confine goriziano in un volume dedicato solo a questa tematica. E quindi poi è stato una sorta di flusso di coscienza, insomma, in cui, sono riuscita anche attraverso l'inserimento della mia stessa autobiografia a sconfinare nei generi, ma anche a prendere io stessa una nuova forma di consapevolezza sul significato di queste stesse tematiche per la mia formazione personale. Quindi è per questo che do un taglio un po' particolare, ecco, a questo volume.
Difatti ciò che colpisce molto del volume è sicuramente il fatto che sia stato scritto in prima persona, quindi la sua esperienza personale, emerge molto anche all'interno di una narrazione che tratta in realtà delle tematiche storiche importanti e parla molto spesso anche proprio di pratiche di sconfinamento che lei ha vissuto quando era più giovane, anche nell'andare al di là del confine, cosa significa, no, scavalcare un confine. E ho trovato questa parte sicuramente molto molto interessante. E difatti lei approfondisce un po' anche l'etimologia della parola confine, frontiera, insomma, e il significato che portano, che non sempre sono significati divisivi, seppur vengono spesso utilizzati come, diciamo, sinonimi, ma molto spesso sono dei termini che possono portare in sé dei significati anche invece di avvicinamento. Assolutamente, infatti, e anche questa è un po' la chiave del messaggio che ho cercato di comunicare. Come la concezione limitante di confine come barriera, come appunto, delimitazione, no, esclusiva, monolitica, in qualche modo riduca la complessità, invece di queste zone che devono essere concepite come una frontiera da attraversare in maniera consapevole, che deve essere mantenuta aperta, contrariamente alla concezione nazionale e nazionalista troppo spesso, che in questi territori cerca di, condensare proprio, questa funzione di difesa, no, che viene attribuita, in certo senso all'italianità, insomma all'identità concepita in maniera del tutto anacronistica rispetto alla ricchezza del nostro passato multiculturale, multilingue e di ciò che sopravvive ancora adesso in termini appunto di società complesse, di meticciato, di volontà di comunicazione e di avvicinamento. Quindi questo confine che potrebbe invece significare appunto una volontà di muoversi assieme con un fine condiviso e comune, troppo spesso ancora adesso viene, diciamo, limitata, no, nella sua accezione molto più violenta, appunto, che non appartiene a questi territori, a causa delle politiche che io chiamo centralizzanti, con questa sorta di allergia ai centri che penso si riesca a, insomma, percepire in tutta la mia scrittura dall'inizio alla fine del libro. Una forma di risentimento forse verso quella che io percepisco come un'indifferenza, una insensibilità dei grandi centri, delle capitali, alle nostre specificità diverse, no, come abitanti di questa frontiera e come, appunto, persone che si riconoscono invece in identità ben più ampie, molteplici, non, esclusiviste, no, una non esclude l'altra. Se ne possono avere diverse, si possono intersecare in maniere anche magari inconcepibili per chi abita nelle capitali, perché per noi questa è una pratica che va avanti da secoli e che non si deve arrestare e che segna anche la nostra volontà di essere molto più europei. Non solo la volontà, ma proprio la pratica concreta, no, nelle nostre esperienze e negli strumenti che ci vengono dati in qualche modo da questo territorio fin da quando siamo piccoli, ecco, nel rapportarci alla diversità culturale e alle affinità con un paese più vicino, in realtà perché la Slovenia è molto più vicina a noi rispetto a Roma, ecco, questo è innegabile e condividiamo anche un passato storico, insomma, penso a retagio asburgico, ma anche molte altre esperienze che sicuramente ci rendono più affini anche nelle nostre direzioni future, non segnate appunto da queste, accezioni e interpretazioni esclusive del confine. Esatto, difatti se non ricordo male lei parla anche proprio di logica murante un po', no, di questo stato nazione ed effettivamente l'Europa, l'Unione Europea ci ha abituati ad una certa tipologia di confine, ovvero a non averle probabilmente, specialmente con i nostri vicini. E questo sicuramente è anche interessante nel rileggere invece ciò che sta accadendo forse attualmente al giorno d'oggi e anche qua ce ne sarebbe sicuramente molto di cui discutere. Però volevo porre un accento anche appunto su un'altra cosa che lei ha accennato e che emerge molto anche dal suo libro, ovvero l'importanza della lingua come elemento che può effettivamente unire o dividere anche questa, tanto che ne dedica un intero capitolo, del ruolo, no, che anche il nominare le cose, il cambiare il nome alle cose, il tradurre diciamo, nomi piuttosto che cognomi e di che significato può avere anche sull'identità delle persone stesse che vivono magari in queste zone di confine, multiculturali.
Assolutamente, infatti, mi riferisco in quel capitolo in particolare alle pratiche di italianizzazione, no, dei toponimi, ma anche dei cognomi, dei nomi delle persone, di questi luoghi che in seguito alla caduta dell'impero asburgico, quindi con l'inizio dell'italianizzazione, si sono trovati a perdere essere, negati, insomma, un'identità, specifica, slovena, diversa, ma anche quella austriaca, insomma, anche il retaggio tedesco ha subito delle conseguenze. E tutto ciò e tutta la violenza che poi è derivata negli anni, interbellici, insomma, del fascismo e che si è protratta anche dopo la fine della seconda guerra mondiale, per quanto riguarda i diritti della minoranza slovena, purtroppo ha creato una discontinuità e anche a livello di preservazione dell'identità e anche dei traumi, ovviamente, psicologici e traumi linguistici a causa dei quali adesso ci sono moltissimi membri della minoranza slovena, che purtroppo non sono in grado di parlare lo sloveno, altri che magari smettono addirittura di identificarsi come sloveni, perché è avvenuto appunto questo distacco, no, questa interruzione forzata nelle generazioni passate. E inoltre ciò che ne è derivato è stata una italianizzazione forzata in generale, no, sia delle narrazioni pubbliche, degli spazi e in generale della memoria di questi territori. Quindi, nonostante appunto io abbia in precedenza affermato quanto questi siano territori complessi e multiculturali, in realtà si sono, gravemente impoveriti, dalla fine della prima guerra mondiale e quindi anche altre comunità, altre lingue, tra cui il friulano e il tedesco, hanno, subito dei danni pesanti per quanto riguarda la loro presenza, la loro vitalità nello spazio pubblico e in generale le loro comunità di parlanti, diciamo, si sono, ridotte ampiamente. E ciò che ancora, diciamo, fa riflettere molto, di cui parlo in prima persona attraverso la mia esperienza personale, è ad esempio il fatto che io, nonostante abbia frequentato una scuola, un liceo linguistico collocato letteralmente a pochissime centinaia di metri dal confine con la Slovenia, non abbia purtroppo potuto studiare la lingua slovena. Nella mia scelta, nel curriculum venivano offerti inglese, tedesco, francese e spagnolo, ma lo sloveno non trovava alcuno spazio, nonostante alcune iniziative a favore, dell'insegnamento di questa lingua, da parte appunto di anche illuminati, diciamo, all'epoca, presidi o professori, purtroppo le iniziative non sono riuscite a concretizzarsi. E di questo io e la mia generazione, insomma, io ho terminato la scuola nel 2003, quindi non parliamo di tantissimissimi anni fa. Abbiamo in qualche modo, appunto, dovuto pagare un prezzo non venendo, secondo me, adeguatamente formati in termini di, come dire, intelligenza ecologico-relazionale, no, saperci rapportare ai nostri territori con delle risorse adeguate. Del resto frequentavamo una scuola un liceo linguistico a Gorizia, in cui non veniva mai nominata nemmeno l'esistenza degli sloveni, non solo quali nostri vicini, in un momento, ovvero gli anni appunto i primissimi anni 2000 in cui la Slovenia aveva iniziato un processo di avvicinamento all'Unione Europea, negoziati d'accesso, il cui ingresso sarebbe poi stato nel 2004, ma anche in termini proprio di, conoscenza della specificità multietnica della città di Gorizia stessa, quindi noi non sapevamo nemmeno e ovviamente ce ne rendevamo conto che esisteva una comunità slovena a Gorizia, eppure non veniva incentivato alcun contatto con i giovani, con gli altri studenti degli istituti sloveni, ad esempio, e quindi questo è stato davvero una grandissima occasione mancata, di cui al tempo non avevo piena consapevolezza, ovviamente, ma che adesso, guardando indietro, mi rendo conto è stato proprio, come dire, antimateria la definirei, ecco, qualcosa che ci ha veramente privati di un'esperienza potenzialmente invece importantissima. Sono molto felice perché vedo che invece adesso ci sono moltissime iniziative, anche grazie alla Capitale Europea della Cultura, in termini di avvicinamento fra le comunità. Ancora purtroppo lo sloveno non si insegna nei licei italiani e questo è un fatto al quale spero venga posto al più presto rimedio, però ci sono comunque delle, come dire, dei segnali incoraggianti.
Assolutamente, anche perché come bene dice lei anche nel libro, insomma, queste zone qua multiculturali, multisfaccettate hanno una potenzialità anche creativa decisamente, non voglio dire superiore, però sicuramente, rilevante in questo senso. E difatti anche lei spiega molto spesso di tutte quelle pratiche, diciamo di contatto che possono nascere in questi luoghi. E a questo proposito volevo chiederle, insomma, se magari ha avuto modo di sviluppare o di, non lo so, approfondire alcune di queste pratiche di contatto e di vedere se possono funzionare anche sul tessuto, sociale, culturale oggi in quelle zone, diciamo, di confine. È assolutamente importante in effetti riflettere sul valore delle pratiche. Io quando mi riferisco alle pratiche, alle iniziative, soprattutto penso a quelle che partono dal basso, non quelle imposte dall'alto, istituzionali, perché quelle, come dire, hanno anche una loro limitatezza in termini di efficacia e anche di espressione della volontà concreta, spontanea delle persone. Quindi negli ultimi anni mi sono confrontata con moltissimi esempi di iniziative dal basso, di moltissime realtà che stanno cambiando, secondo me, quello che è il rapporto, anche la conoscenza reciproca fra italiani e sloveni. Sicuramente il caso della realtà a cui tengo di più è quello di questo festival incredibile che si svolge nel piccolo villaggio di Čepovan in Slovenia, a una ventina di chilometri dalla città di Nova Gorica, è una valle stupenda, incantata, un villaggio di pochissime centinaia di abitanti che però, grazie alla volontà creativa dei fondatori di questo festival, è riuscito a catalizzare proprio non solo la creatività, ma anche il potenziale sovversivo che io definisco come quello del terzo spazio della frontiera, no, questo immaginario aperto, questa sorta anche di realtà in cui c'è bisogno di una dose di utopia per credere nella possibilità tangibile di stare assieme, di portare avanti appunto delle pratiche concrete di resistenza e di convivenza. Ebbene, questo festival che si svolge ogni anno da ormai almeno 7 anni, se non sbaglio, il weekend dopo Ferragosto, quindi quest'anno sarà dal 22 al 24 agosto, raduna assieme sia attivisti che artisti, musicisti, scrittori, ma anche, organizzazioni, diciamo, e associazioni culturali, sociali, da entrambi i lati del confine, che cercano di costruire proprio una realtà di consapevolezza, di anche, in un certo senso, di come dire, di onorare il passato della resistenza e delle lotte di questi territori, soprattutto la storia antifascista, e che, riesce anche ad espandersi al di là di questa frontiera, travolgendo nel suo entusiasmo anche persone che vengono da ben più lontano. Penso non solo a persone che provengono da tutta la Slovenia, che insomma è un paese comunque si estende per parecchie centinaia di chilometri, ma addirittura dall'Italia. Quindi io ho la fortuna di essere parte del comitato organizzativo da un paio d'anni di questo festival e abbiamo sempre più, diciamo, delle persone affezionate ai nostri eventi che provengono addirittura da zone come Bologna, da Torino, ma anche da altrove, addirittura dalla Puglia, insomma. Quindi facciamo conoscere proprio, queste buone pratiche, questo dialogo e queste anche tentativo che non è sempre facile ovviamente di gestire gli eventi in maniera bilingue o anche trilingue a volte perché utilizziamo anche l'inglese talvolta, ma cerchiamo sempre di avere tutti gli eventi in italiano e in sloveno, dando spazio alle voci soprattutto di persone che hanno proprio un'identità di frontiera, no, e che quindi portano le loro tematiche, i loro interessi, le loro voci non sempre così visibili, ecco. Questo è sicuramente, diciamo, uno dei motivi per i quali sono più grata di essere tornata in questi territori dopo tanti anni di assenza. La cosa bella appunto in queste forme di attivismo, iniziative dal basso, che poi ci si conosce, si creano legami ulteriori, iniziative, reti, diciamo, di solidarietà. Quindi sono venuta a conoscenza di moltissime anche altre iniziative transfrontaliere che avvengono in questi territori. Penso anche negli ultimi tempi un grandissimo esempio di incoraggiamento è stata invece l'apertura di questa libreria e caffetteria a Nova Gorica, che si chiama Max,
che organizza un sacco di eventi sia in italiano che in sloveno, con una particolare sensibilità verso la letteratura di frontiera, ma anche appunto, proprio che vuole porsi come punto d'incontro, perché tante volte, no, parliamo in maniera anche troppo astratta di questa magari possibilità di incontrarsi, le comunità conoscersi, ma mancano a volte gli spazi, le situazioni tangibili, concrete. Penso soprattutto ai giovani che non hanno tutti questi spazi in cui incontrarsi. A Gorizia, quando ero giovane io, ce n'erano molti di più di bar, di locali. Adesso sappiamo che questo è un problema. Sarebbe importante che questa esigenza venisse riconosciuta e sostenuta, non solo adesso durante la Capitale Europea della Cultura, ma soprattutto in vista proprio di un futuro, insomma, a lungo termine, per dare voce e spazio alle generazioni più giovani che hanno bisogno di esprimersi e di in qualche modo beneficiare di questi territori per potenziare la loro creatività, anche in senso transfrontaliero. Quindi ho riflettuto varie volte su come vorrei immaginare anche un futuro di queste città, al di là del dualismo, diciamo, italo-sloveno che non corrisponde assolutamente alla realtà, ma soprattutto perché ci sono moltissime altre comunità. Ci sono ovviamente, giovani o persone di varia età che provengono da comunità di, diciamo, background migratorio. Penso persone appunto dal Medio Oriente, ma anche dalla Cina, dall'Ucraina, insomma c'è una grande diversità di persone. Questo a Gorizia, ma anche a Nova Gorica conosco io stessa persone russe, persone che provengono da altre parti dell'ex Jugoslavia, che hanno dato, anche storicamente il loro contributo alla stessa fondazione di questa città. E quindi, in un futuro mi piacerebbe appunto pensare che ci saranno delle band di confine, delle band musicali in cui saranno rappresentati, non so, un giovane nigeriano, un serbo sloveno, un italo argentino, eccetera, un bisiacco, un friulano, insomma in cui ci siano proprio le possibilità di essere assieme, di sentirsi un'unica comunità, non per forza determinata, no, dall'identità nazionale, pure da queste visioni troppo monolitiche di appartenenza. Assolutamente. Se posso chiedere il nome del festival? C'è Puven che è un diciamo, un gioco di parole che vorrebbe dire "te lo racconto". Mi ricollego anche un po' a un'ultima cosa che ha detto, anche un po' per chiudere, quest'intervista. Difatti lei, giustamente diceva che non bisogna dimenticarsi del passato, insomma, del passato che ha avuto anche la nostra regione, in particolare anche la zona del Goriziano, che è sempre stata una zona di emigrazione. E difatti lei fa molti esempi anche particolari di emigrazione del passato, penso alle Alexandrinche, piuttosto che anche altre tipologie di emigrazione. E questo può aiutare sicuramente a rileggere anche un po' il presente e soprattutto anche a valorizzare il nuovo patrimonio di diversità che hanno le nostre città oggi. E difatti lei scrive una frase molto bella, me la sono segnata perché mi aveva colpito, nel quale lei scrive appunto che è necessario valorizzare il patrimonio di diversità culturale di questi luoghi e questo significa proprio riconoscere l'importanza dei contributi dati dalle comunità di più recente immigrazione e dalle persone ancora in arrivo, con inclusione delle loro voci nella costruzione di una visione naturalmente integrativa e pacifica, di autoconsapevolezza del passato locale, di emigrazione e disagio causati dalle guerre che hanno così tanto segnato tali luoghi. Quindi è importante, insomma, riconoscere l'esperienza del passato per saper leggere anche con occhi realistici il presente, giusto? Senza avere alcun tipo di, pregiudizio anche nei confronti, della situazione, diciamo, che si sta vivendo. E credo che questo, insomma, sia molto importante. Con tali frasi intendevo proprio, sì, il bisogno di far scattare questa empatia, no, questa capacità di immedesimazione nelle persone che arrivano adesso a causa delle guerre, a causa delle difficoltà economiche. E molto spesso ci si dimentica appunto del fatto che i nostri territori sono stati fra quelli che hanno più subito in realtà anche delle difficoltà, sono stati costretti i suoi abitanti a lasciarli, andarsene anche molto lontano, oppure penso durante la guerra, io ho del mio prozio per esempio è nato nel campo dei rifugiati di Wagna in Austria durante la prima guerra mondiale, appunto perché
gli abitanti dei Ronchi dei Legionari sono stati sfollati all'epoca a causa degli attacchi degli italiani, in realtà. Sono stati gli austriaci che li hanno portati al sicuro a Wagna, ecco. Penso questo è solo uno degli ennesimi esempi che si possono nominare per quanto riguarda il nostro territorio goriziano, ecco. E non oltre, perché se pensiamo al Friuli sappiamo che c'è un patrimonio di emigrazione, insomma, che ancora sappiamo valorizzare, ecco, all'estero e che però ogni tanto appare un po' disconnesso proprio dalla nostra percezione, no, della condizione in cui si trovano persone che in questo momento arrivano, a causa delle necessità nei nostri territori, ma che non trovano proprio quell'accoglienza, diciamo, che ci si potrebbe aspettare da persone che hanno questo bagaglio, ecco, di esperienza nel proprio passato familiare. Per me, appunto, poi nel libro cito anche la mia altra esperienza come, figlia di una donna messicana, la cui famiglia in realtà adesso vive soprattutto al confine fra Stati Uniti e Messico, negli Stati Uniti, quindi in California, nel sud della California, nella città di San Diego. Buona parte appunto della mia famiglia messicana si è trasferita lì, emigrando dalla città del Messico a causa di vari fattori, di varie situazioni che si sono create, e quindi diciamo la mia vita è stata segnata anche da questa esperienza. E se vado indietro anche alla famiglia paterna, mio nonno era un levantino nato a Istanbul in una famiglia italiana, armena, greca, dalmata, che poi invece si è trasferito in Italia. E quindi insomma sono segnata da queste stratificazioni di movimenti e di migrazioni che sicuramente mi hanno resa più sensibile e magari più, anche percettiva rispetto a certe dinamiche. E quello che in qualche modo mi frustra è quando vedo che invece le persone non riescono a portare avanti questa sensibilità e fingono che le persone debbano avere delle radici che le fissino, che le tengano ferme in un unico luogo, quando invece la realtà della nostra storia come esseri umani è sempre stata segnata da grandi movimenti, da migrazioni. Questa è la condizione molto più naturale dell'essere umano e quindi penso che anche in questi termini la nostra zona di confine possa appunto insegnare molto e magari dovrebbe porsi anche in questo senso come un luogo dal potenziale appunto maggiore in termini di inclusione della diversità culturale. Io lo spero. E sono anche molto fiduciosa sulle, giovani generazioni. Sono molto sicura del fatto che questo succederà. È solo una questione di tempo. Adesso in realtà abito a Monfalcone, una città che è profondamente segnata dalla realtà migratoria che purtroppo viene utilizzata a fini, di propaganda per creare un'idea distorta, un'immagine distorta della città e di ciò che comporta proprio la sfida della migrazione. Continuo a conoscere delle vicende così ispiranti, che riguardano i giovani di qui, che vanno a scuola assieme, che hanno veramente una molteplicità di paesi di origine e di esperienze proprio, di ricchezza multiculturale. E non ho dubbi sul fatto che già fra 10, 15 anni, quando queste persone ormai saranno, sperando che rimangano qui ovviamente, ma saranno in grado di votare, che potranno anche avere, come dire, un'influenza in termini politici, tutto sarà molto più calmo e senza questo avvelenamento, diciamo, dell'atmosfera cittadina, quindi c'è solo da essere pazienti, ecco. Per fortuna i giovani sono molto più avanti di noi sicuramente. Sicuramente ci sono delle ottime prospettive per il futuro, almeno si spera. E io direi anche un po' di concludere questa intervista così, lasciando magari per aria qualche riflessione e augurando sicuramente che il futuro riservi delle buone prospettive per tutti in questo senso. La ringrazio veramente molto per la sua partecipazione e per questo tempo che ci ha dedicato. La ringrazio veramente tanto. È stato davvero un piacere. Grazie a voi. Quello che avete appena ascoltato è un podcast a cura del Museo Etnografico del Friuli, realizzato nell'ambito del progetto Qui altrove migrazioni d'oggi in Friuli, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Potete visitare la mostra collegata al progetto presso il Museo Etnografico del Friuli dal 31 maggio al 28 settembre 2025.